Sono stati individuati e arrestati dalla squadra mobile di Cosenza grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza del palazzo dove la vittima con i 2 bambini era stata rapinata, in manette un uomo e una donna. Erano 5 i nuclei di cure primarie e nel Cosentino ne rimane solo uno, gli ambulatori stanno chiudendo, oberati dai debiti, l'ASP ha sospeso i pagamenti e c'è un'inchiesta in corso. Via libera dall'Assemblea dei Soci della Sorica al documento contabile attivo di 2 milioni a preoccupare la morosità dei comuni, l'ente vanta crediti per 160 milioni. Intimidazione ai danni dell'imprenditore Giovan Battista Perciaccante, presidente dell'Ance Cosenza. Ignoti nella notte hanno incendiato un escavatore a Cassano allo Ionio. L'imprenditore: sono molto provato e demoralizzato, ma andrò avanti. Dopo oltre 40 anni di attività chiude lo storico Hotel 501 a Vibo, i sigilli della curatela fallimentare, licenziati i lavoratori. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura la cronaca: sono finiti in manette a Cosenza i presunti autori della rapina ai danni di una donna in un palazzo in pieno centro a Cosenza. La vittima, che insieme ai bambini e ai figli si stava recando in uno studio medico, era stata derubata anche della fede nuziale. I particolari nel nostro servizio. I filmati delle telecamere di videosorveglianza sono stati determinanti per le indagini condotte dagli agenti della squadra mobile di Cosenza, che oggi hanno arrestato i presunti autori della rapina ai danni di una donna che si trovava insieme ai suoi 2 figli minorenni in un palazzo in centro a Cosenza per una visita medica. In manette sono finiti Luigi Belladonna, 43 anni, e Monica Farsetta, 28, accusati di rapina aggravata. L'uomo anche di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. I fatti risalgono al 7 agosto scorso, quando la giovane mamma si stava recando con i bambini in uno studio medico. Entrata in ascensore è stata aggredita da un uomo che l'ha bloccata, dicendole di avere addosso una pistola e facendosi consegnare i soldi, circa 300 euro, e la fede nuziale. Scattato l'allarme e avuta la descrizione dell'aggressore, gli investigatori hanno accertato, grazie alle immagini del sistema video di cui è dotata la zona, che l'uomo era arrivato e ripartito a bordo di un'auto guidato da una donna. I 2, già noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati. Belladonna è stato portato in carcere e Farsetta ai domiciliari. Erano 5 i nuclei di cure primarie in provincia di Cosenza, ne è rimasto solo uno. Gli ambulatori formati da gruppi di medici che offrivano assistenza ed esami strumentali stanno chiudendo. I battenti operati dai debiti. L'ASP di Cosenza ha sospeso i pagamenti e c'è un'inchiesta in corso, eppure il progetto sembrava funzionare al meglio. Gianluca Pasqua. Le porte di quasi tutti gli NCP sono chiuse, forse per sempre. Il progetto, partito in via sperimentale nel 2012, è arrivato al punto del non ritorno. Gli ambulatori, costituiti da gruppi di medici che offrivano assistenza agli utenti per risolvere o consigliare in caso di malessere o sintomi acuti e effettuare esami strumentali ai pazienti affetti da patologie croniche, sembrano destinati a scomparire. Il passaggio alla fase strutturale è bloccato e in provincia di Cosenza, dove si contavano 6 nuclei di cure primarie, ne è rimasto solo uno. I 2 ambulatori di Cosenza, quello di Rende, quelli di Corigliano e Paola, hanno mollato. A fronte di un impegno di professionalità e risorse non corrispondeva il puntuale riconoscimento dei rimborsi. Alla fine della fase sperimentale, che è durata dal 2013 alla fine del 2015, bisognava poi transitare attraverso l'accordo regionale nelle forme strutturate delle unità di cure primarie complesse o nelle AFT. Questo non è stato possibile perché l'accordo regionale non è andato in porto, non è stato ancora firmato, ha avuto problemi a livello del tavolo Adduci a Roma. Purtroppo, siccome gli NCP della provincia di Cosenza erano partiti con una gestione autonoma, si reggono questi NCP attraverso dei fondi che venivano erogati dalla ASP.
questi fondi man mano sono venuti a mancare. Abbiamo provato a chiedere spiegazioni sullo stato dell'arte degli NCP e soprattutto sul futuro dell'azienda sanitaria, ma il direttore Mauro non ha rilasciato dichiarazioni in considerazione dell'inchiesta in corso sull'argomento. Intanto, come detto, c'è solo un NCP in funzione, quello di Montalto, che continua ad assicurare prestazioni agli utenti, circa 2.600 da inizio 2017. Qual è la differenza dagli altri che hanno chiuso i battenti? Io devo ringraziare il fatto che non mi sono costituito come società SRL o società per azioni, ma noi siamo un gruppo di medici di studi associati che ci siamo affidati ad una società di servizi che ci fornisce i locali, le strutture e anche il personale dipendente, quindi infermieri e amministrativi. La nostra società di servizi FDR ha creduto e crede ancora nella utilità di queste forme di aggregazione, questa forma di erogazione di salute e quindi diciamo, ci sta facendo credito nell'attesa che con l'approvazione del piano regionale e con l'atto aziendale già approvato noi transiteremo, così come detta il decreto regionale 76-2015, senza soluzione di continuità nelle nuove forme strutturate. Via libera dall'Assemblea dei Soci della Sorical al documento contabile attivo di 2 milioni. A preoccupare la morosità dei comuni. L'ente, pensate, vanta crediti per 160 milioni di euro. Vediamo. Bilancio inattivo per la Sorical, la società risorse idriche calabresi, società mista prevalente capitale pubblico regionale. L'Assemblea dei Soci ha dato il via libera al documento contabile che evidenzia un utile di più di 2 milioni di euro rispetto ai 51.000 euro dell'esercizio precedente. Sarebbe una buona notizia se non fosse per alcune voci del bilancio considerate preoccupanti. La prima è data dalla fornitura elettrica che conta cifre a 9 zeri, ossia più di 25 milioni. L'altro fronte aperto è costituito dai crediti. L'Assemblea ha analizzato l'andamento della gestione del primo semestre 2017 verificando un problema antico, quello cioè del mancato pagamento delle fatture da parte dei comuni. Al 30 giugno 2017 è stato reso noto i crediti verso gli enti locali sono aumentati raggiungendo la cifra di 160 milioni di euro. Nonostante i mancati incassi è stato necessario, fa sapere Sorical, avviare un piano straordinario di manutenzione degli impianti di oltre 10 milioni di euro, risorse proprie che, precisa Sorical, se non coperto dal recupero crediti, avverte, sarebbe seriamente compromesso. Ci occupiamo adesso di una intimidazione ai danni dell'imprenditore Giovan Battista Perciaccante, presidente dell'Ance Cosenza. Ignoti nella notte hanno incendiato un escavatore a Cassano allo Ionio. L'imprenditore ai nostri microfoni dice: sono molto provato ma andrò avanti. Sentiamo. Sono stati i carabinieri a bussare alla porta dell'imprenditore Giovan Battista Perciaccante a Cassano e avvertirlo dell'escavatore distrutto nel suo cantiere. Il mezzo era parcheggiato nell'area riservata ai lavori per la realizzazione di un tratto fognario. L'incendio, innescato da ignoti, una chiara intimidazione su cui le forze dell'ordine hanno avviato indagini. L'imprenditore e presidente dell'Ance Cosenza e del comitato Mezzogiorno dell'Ance aveva ricevuto minacce o richieste di denaro? Assolutamente no, assolutamente no. Non abbiamo ricevuto nessuna, non riesco, difatti mi lascia sconcerto perché non riesco a capire cosa abbia potuto fare che ha indotto delle persone a farmi questo. Non riesce a darsi una spiegazione? Non riesco a capire perché, cioè, ripeto, non abbiamo avuto nessun segnale, nessuna cosa, voglio dire, tra l'altro avevo lasciato qui il mezzo, avevamo finito i lavori da settimana scorsa, da venerdì scorso, e dovevano passare a prenderlo poi portarlo via, quindi ero talmente tranquillo che non pensavo assolutamente a una cosa del genere. Che cosa ha provato, posso chiedere, Presidente? La mortificazione, ecco, come mortificare una persona, un'azienda che a Cassano è, ripeto, su forse 90 anni che stiamo operando, diamo lavoro, in una realtà che è difficile, voglio dire, dove c'è tantissima mancanza di lavoro. Io sono innamorato della mia attività, ho continuato a farla cercando di mantenere la mia azienda, ma oggi
forse mi rendo conto che ho sbagliato qualcosa. Presidente, quanti dipendenti ha? 20 dipendenti, ma ne abbiamo avuto anche di più. Questo che le fa capire che è difficile operare in Calabria? Ma dire difficile è troppo poco, voglio dire, penso che a questo punto diventi impossibile, perché chi ci crede, voglio dire, chi cerca di fare qualcosa, anzi io sono uno di quelli che volevo far credere i giovani a rimanere qua, ma adesso non sono forse nemmeno più credibile, come gli vado a dire a un giovane, ci rimani, credici, dobbiamo fare di tutto per migliorarla, ma non lo so. Presidente, ha ricevuto attestati di solidarietà, di stima? Tanti, adesso finora tantissimi, questo mi ha fatto tantissimo piacere, voglio dire, tanti miei colleghi, fatto amministratore, ho avuto tante persone vicino, la cosa mi ha fatto piacere, ma l'attestato di stima che quello che mi ha dato la forza, voglio dire, forse di reagire un pochettino stamattina sono stati i miei dipendenti, perché mi sono stati vicinissimi. E questa forse è la cosa più bella, avere vicino le persone con cui hai sempre lavorato, sei cresciuto. C'è gente che lavora con me da 30 anni, 35 anni, insomma, quindi... Presidente, ma questo episodio ha minato la sua determinazione, la sua voglia di fare, il suo modo di impegnarsi per costruire un futuro diverso per questa terra? Non sarà questo a farmi desistere. Colpo al clan Comberiati di Petilia Policastro, le Fiamme Gialle hanno posto i sigilli a un patrimonio di circa 350.000 euro, tra i beni confiscati una lussuosa villa e 17 terreni. Vediamo. Una lussuosa villa e 17 terreni situati tra Petilia Policastro e Mesoraca per un valore complessivo di circa 350.000 euro. Sono i beni confiscati dalla Guardia di Finanza di Crotone e riconducibili a Paola Ceraudo, moglie di Vincenzo Comberiati, ritenuto capo dell'omonima cosca di 'ndrangheta operante a Petilia Policastro. Nell'ottobre del 2015 il Tribunale di Crotone aveva rigettato la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dei Comberiati. La DDA però ha presentato ricorso vergato dal procuratore capo Nicola Gratteri, dall'aggiunto Vincenzo Luberto e dal sostituto Domenico Guarascio contro il decreto emesso dal Tribunale Pitagorico, ricorso che è stato accolto e così oggi è scattata la confisca del patrimonio riconducibile alla cosca Comberiati. La misura è stata emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Complesse e articolate le indagini delle Fiamme Gialle condotte attraverso pedinamenti, osservazioni, accertamenti bancari e l'esame delle informazioni acquisite attraverso i dati rilevati dalle banche dati in uso al Corpo della Guardia di Finanza, un'attività investigativa coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro che ha così consentito di privare la cosca di un ingente patrimonio. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Proseguono le ricerche del diportista tedesco disperso in mare a Cetraro, le attività sono riprese alle prime luci dell'alba. L'uomo è caduto in acqua lunedì sera dopo che la barca a vela sulla quale viaggiava con un suo connazionale che è riuscito a salvarsi si è incagliata sugli scogli. I due erano partiti da Marina di Camerota nel Salernitano per raggiungere il porto di Atene, ma sono stati sorpresi dal maltempo che ha ingrossato il mare. Così i due avrebbero deciso di fermarsi nel porto di Cetraro, ma le onde alte e il mare forza 8 hanno scaraventato la barca contro gli scogli. Nelle operazioni di ricerca del disperso impegnate una motovedetta della Guardia Costiera e gli elicotteri. È stato sequestrato per gravi criticità il depuratore di Platania nel Catanzarese. I sigilli all'impianto comunale sono stati apposti da personale del team Interforze composto dagli uomini della stazione navale della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera di Vibo, dei carabinieri del nucleo operativo ecologico e dai militari del gruppo Carabinieri Forestali di Catanzaro, che hanno anche denunciato l'amministratore unico della società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese affidatarie del servizio di gestione della struttura. Riscontrate gravi criticità e difformità degli impianti i cui fluidi in uscita alimentano il fiume Amato. Beccato a Napoli con banconote false, l'uomo, un 48enne di Vibo Valenza, ha cercato di nascondersi tra i viaggiatori quando ha visto che erano in corso i controlli da parte della Guardia di Finanza alla stazione di Napoli Centrale. L'uomo durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 1.100 euro, di cui 21 banconote da 100 e 50 euro contraffatte, nonostante le banconote da 50 riproducessero la nuova serie che adotta caratteristiche di sicurezza molto alte. L'uomo avrebbe dovuto raggiungere Roma, città nella quale si sospetta avrebbe dovuto smerciare il denaro falso.
A Fuscaldo le mareggiate danneggiano anche le barriere installate per proteggere case e strutture, opere per 180.000 euro non ancora terminate ma già compromesse. Vediamo. Le prime mareggiate causano danni e disagi. Siamo a Fuscaldo, centro del Tirreno Cosentino. Guardate, queste sono le protezioni installate dalla Regione e dal Comune per salvaguardare case e strutture. Già in passato il lungomare era stato distrutto dal mare in tempesta. Ebbene, queste opere costate 180.000 euro sono servite a poco, visto che le stesse barriere sono state danneggiate dalla furia delle onde. I lavori non erano ancora terminati, ma adesso bisognerà iniziare tutto da capo. E non solo, la mareggiata in località Messinette ha causato danni a molte abitazioni. Vedete, le onde si sono infrante contro i muri delle case, allagando scantinati e anche il lungomare. Il mare continua ad avanzare, da anni è così. Il problema dell'erosione costiera rimane irrisolto, nonostante i 180.000 euro di fondi pubblici investiti per arginare la furia dei marosi, soldi che però, come testimoniano le immagini, sono finiti in mare. A Vibo chiude lo storico Hotel 501, una lunga, dolorosa vicenda che lascia i dipendenti, circa 40, senza lavoro. Vediamo. Questi lucchetti posti stamattina rappresentano un'epoca che finisce, un simbolo di una città che pare lanciata verso il tramonto. La storia mondana e culturale del territorio è passata negli ultimi 40 anni da qui, dalle finali nazionali di Miss Italia negli anni 70 agli show dei maggiori cantanti ed attori del momento, dai congressi culturali e scientifici a livello internazionale ai congressi politici di tanti gruppi e partiti, e cerimonie, matrimoni e quant'altro. Il 501 ha chiuso, almeno per il momento, i battenti, e i 40 lavoratori sono stati mandati a casa per decisione della curatela fallimentare, e questa mattina sono stati apposti sigilli alla struttura alberghiera finita al centro di una battaglia giudiziaria dai risvolti non del tutto chiari. Una situazione, questa, che finisce col complicare l'acquisto definitivo del complesso turistico alberghiero da parte della società F94, che ha comprato all'asta un complesso attivo e non chiuso, versando un acconto di 266.000 euro pari al 10% del valore totale. Una scelta, quella della curatela, che potrebbe a questo punto indurre il nuovo acquirente a non versare il saldo per l'aggiudicazione definitiva del 501 Hotel. Parte dei beni all'interno dell'albergo sono stati infatti spostati altrove su ordine della stessa curatela, mentre in queste settimane sono state disdette le prenotazioni per eventi, cerimonie e matrimoni, dirottati su altre strutture ricettive. Persino il contratto con l'esercito italiano, 65.000 euro all'anno per alloggio dei militari, è venuto meno con il loro trasferimento ad altra struttura. A gestire il 501 in questi ultimi 2 anni, dopo il fallimento della società della famiglia Mancini, proprietaria storica, è stata la Italian Trade SRL, composta da avvocati e imprenditori vibonesi, che si era aggiudicata l'asta provvisoria per l'acquisto nel dicembre 2016, non arrivando tuttavia a saldare l'acconto. Pertanto il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta della rimessione in termini per il versamento del saldo del prezzo, dichiarando la società decaduta dall'aggiudicazione. A quel punto è subentrata l'offerta della F94, la società che fa capo alla famiglia Trimboli, che ha versato il 10% per l'acquisizione di un'attività aperta e funzionante, ma ora la curatela ha proceduto a chiudere i locali, chiudendo di fatto un'epoca gloriosa per la struttura alberghiera finita in disgrazia. La Camera di Commercio di Cosenza ha promosso un incontro sul registro delle imprese. Noi c'eravamo, vediamo. L'obiettivo primario della Camera di Commercio di Cosenza, perseguito senza sosta, è quello di dare sostegno alla competitività delle aziende e dei territori, ed è in questa direzione che va l'ultima importante iniziativa messa in campo, una tavola rotonda sul tema il registro imprese e gli atti iscrivibili. Oggi una tavola rotonda con il professor Donativi, il giudice di competenza, che è il presidente del Tribunale Regista Imprese, e con il segretario generale, che è anche il conservatore. Questo per far sì che gli ordini dei commercialisti, notarili, consulenti del lavoro, le imprese, le associazioni si confrontano così in un modo aperto, come abbiamo sempre fatto. Se ci sono i problemi si affrontano con tutti gli addetti ai lavori. Questo è quel prosieguo che noi stiamo facendo in realtà su varie tematiche. La Camera di Commercio di Cosenza ha circa 80.000 aziende iscritte che ricadono sotto 3 diversi tribunali, Cosenza, Castrovillari e Paola,
È necessaria una regola comune che tuteli imprese e cittadini. Il registro delle imprese è lo strumento di massima trasparenza a cui tutti possono accedere per avere in tempo reale contezza della situazione di un'azienda. La Camera di Commercio di Cosenza si segnala per essere fra le primissime in Italia, se non la prima, per velocità nella gestione delle pratiche. Naturalmente una velocità non disgiunta dalla necessità di fare i controlli poi sulle pratiche stesse. Ecco perché appunto giornate come quella di oggi vengono organizzate non a caso proprio da Camere di Commercio virtuose, perché hanno voglia e interesse a, come dire, anche a diffondere presso il mondo professionale una cultura, un'adeguata conoscenza di quelli che sono i criteri a cui si ispira la Camera di Commercio nella gestione delle pratiche. Al termine della tavola rotonda sono stati premiati i vincitori del concorso fotografico La vetrina più bella, Mario Forte di Saracena, Vittoria Aceto di San Lorenzo del Vallo e Maria Teresa Cundari di Spezzano Albanese. Noi coniughiamo sempre i nostri eventi formativi con eventi rivolti alle imprese, quindi un secondo step rivolto alla premiazione della vetrina più bella, che è tutt'altro argomento, ma è un modo per portare qua l'imprenditore anche in un'occasione specialistica quale quella dell'iscrizione degli atti presso i registri imprese. Ancora per le iniziative, la giornata europea della cultura ebraica si è tenuta anche a Cosenza, patrocinata dal Comune e dalla Regione. Vediamo. Cosenza, città inclusiva e accogliente, ancora una volta apre le sue porte alle identità culturali, patrocinando insieme alla Regione la Giornata Europea della Cultura Ebraica in Calabria, un appuntamento importante per la città Abruzzi e il suo sindaco Mario Chiuto, attento sostenitore del dialogo tra le diverse fedi che compongono il mosaico culturale della società. Cosenza è una città che vuole essere inclusiva, che è inclusiva, che vuole condividere con tutti le varie identità, le varie culture e nello stesso tempo vogliamo che questa nostra identità, che pure è legata a personaggi come quelli dell'imprenditore ed editore Gustav Brenner, che è della città di Cosenza, possa ritornare sempre alla mente dei cosentini, tant'è che nel nuovo piano della toponomastica abbiamo indicato per questa figura come quella che indicherà una delle nostre strade cosentine. La Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla sua 18ª edizione, è promossa con crescente successo dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, coinvolgerà quest'anno in Italia ben 81 località da nord a sud, dove si terranno oltre 100 appuntamenti culturali, tra incontri, arte, spettacoli e concerti. L'edizione 2017 ha scelto un tema forte e incisivo, che accomuna le iniziative nei 35 paesi europei che hanno aderito, dal titolo Diaspora, identità e dialogo. Con la distruzione del Secondo Tempio gli ebrei furono dispersi in tutto l'impero romano e hanno dovuto convivere e rapportandosi con la propria spiritualità, mantenendo la propria identità, hanno tuttavia dialogato e contribuito alla prosperità delle terre in cui erano stati portati. Infatti il nostro stemma è un fiore da cui si dipartono tanti semi e questi semi sono i gruppi di ebrei che sono andati via in ogni paese dando il proprio contributo, pur mantenendo la propria identità. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. L'espansione da ovest dell'alta pressione nei prossimi giorni favorirà un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia saranno possibili addensamenti associati a deboli piovaschi che potrebbero interessare i versanti tirrenici nella giornata di mercoledì. Con il rinforzo dell'anticiclone anche le temperature inizieranno un nuovo rialzo e nel fine settimana raggiungeranno valori di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Giovedì cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, temperature in ulteriore lieve aumento. E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Giovedì mari generalmente poco mossi con venti che spireranno deboli dai quadranti occidentale sul Tirreno al regime di brezza sullo Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento.
Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia, Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.